we are fucking back. Già. E questo è il parcheggio. Per oggi proviamo la ferrata San Silvestro. Dovremmo raggiungere la chiesetta che c'è qua sopra. Il punto di partenza è prima di Imer. Il punto di partenza è prima, sì, del Primiero, di Fiore Primiero. C'è un parcheggio lì sotto e adesso stiamo andando all'attacco. L'attacco è qua. Dovrebbe essere una ferrata abbastanza semplice, l'hanno inaugurata a ottobre, penso, del 2025, quindi è abbastanza recente. Vediamo, è già abbastanza trafficata comunque. L'avvicinamento è talmente breve, siamo partiti già con l'imbrago su. Qui abbiamo un primo bivio, siamo arrivati di qui, dobbiamo andare per la ferrata San Silvestro. E qui c'è l'inizio. Parte subito abbastanza verticale, ma comunque è bella staffata. Prima parte. E siamo ai piedi del monte Totoga. Allora, questo è stato un punto un po' esposto per il fatto che il baricentro è un po', sì, un po' fuori, però vabbè. Adesso continuiamo perché comunque è sempre bella verticale. Anche se è considerata facile, ci sono dei passaggi un po' più tecnici da fare, come quello che abbiamo appena fatto qui. Bello che adesso scalette, belle. Comunque sì, torno a ripetere, è considerata facile nella relazione, però non sempre lo è effettivamente. Bello che lì c'è il torrente, la ciclabile. Questa ciclabile qui va verso Fiera di Primiero. Abbiamo montagna. Qui dietro c'è il pavillone, non si vede adesso. Bella vallata comunque. Di là, vabbè, adesso non si vede molto, ma c'è Lago Schener. Lì in fondo si intravede il lago, l'inizio del lago fatto dalla diga. Qui teoricamente abbiamo finito la prima parte. Noi proseguiamo ovviamente per la ferrata normale, sotto il pilone. Scusa, ma Il lago si vede meglio da qui. che bello. Questo è stato un punto abbastanza verticale questo. Guarda Giacomo, un sacco di sassi. Però la vista ripaga. Sì, La vista ripaga. bello. Qui purtroppo il terreno è un po' sassoso. Ho fatto. Qua non è proprio. Sì. Sì, non è proprio facile. Non avete lei sul facile. Non è difficile. Adesso andiamo a casa per cuero, andiamo di Che top! Benefici di cuero. e c'è la tona. Questa scuola tu gli dicevi signodato, eccetera. E ti diceva come vai nei mercatini di Jesolo e vedere le scritture che sono. Ma perché lui leggeva gli eventi perché c'è tutta una serie. 4 volte. Madonna. Pomeriggio di nuovo. Qua è un po' verticale. Comunque il paesaggio è sempre bellissimo. È anche divertente lavorare con i Qui alla fine c'è un piccolo traverso orizzontale, niente di particolare. E questo si attraversa. Siamo al sicuro là, non so se Sì, riesco. esatto. Molto sicuro. Per fortuna hanno messo in sicurezza la montagna. Per fortuna. E questo decreta la fine della ferrata. E siamo arrivati al punto finale finalmente. Eccola qua.
e rientriamo per il sentiero normale. Arrivati a questo punto tagliamo giù per Busarello, che così evitiamo di andare ai masi di Imer e tagliamo un po'. Dovremmo sbucare vicino alla rotonda dove c'è la galleria che porta su a Canal San Bovo. Siamo arrivati al parcheggio con questi bellissimi fiori. Qualche considerazione sulla ferrata. Allora, la relazione dava per facile con alcuni tratti moderatamente difficili. Forse sì, abbiamo trovato delle persone in difficoltà nella ferrata, quindi diciamo, se uno parte pensando sia facilissima, anche no, cioè perché ci sono dei tratti abbastanza verticali, un po' esposti, quindi magari chi è alle prime armi potrebbe anche trovare un po' di difficoltà. Quindi secondo me considerarla facile, anche no. È giusta una media moderatamente difficile, diciamo alterna fasi facili a fasi un po' più difficili, ecco. La ferrata si sviluppa su questa parete, da qui si riesce un po' a vedere, vediamo se riesco a inquadrare il cavo che sale, eccolo lì.